Rassegna stampa del 17 luglio, buongiorno da TG Plus. Vediamo la pagina padovana partendo dal Mattino, il giornale di Padova. Trovati i 3 aggressori del ragazzo accoltellato, apre così il giornale della provincia di Padova. Il 15enne ferito a Monselice, vittima di una spedizione punitiva, regolamento di conti per la droga. Il papà non fa uso di stupefacenti, era insieme con un altro, dice. E poi nella fotonotizia vedete sotto decisivi autopsia ed esame balistico per la tragedia della Sacra Famiglia, dove c'è stato quella morte, insomma quel carabiniere che ha sparato a quella persona che stava col coltello, che erano intervenuti per una questione di stalking, e stava importunando l'ex moglie. E Giordani attacca se la Roma piazza un maxi hub è autonomia, si chiede, insomma, il sindaco di Padova che comincia a dire la sua anche per la questione dei migranti. Il padre è portato in un lager, Tiso fa causa alla Germania, risarcimento danni. Poi altre sono le notizie: sparito nel lago al via ricerche, ma lui dormiva sul materassino. Sono oltre 1600 i capannoni vuoti, un tesoro da 1 miliardo, questo sulla Mattino. Poi vediamo anche gli altri giornali. Lunedì sono un po' diversi dagli altri giorni, ma vediamo il Gazzettino: un patto per frenare gli sbarchi, intesa tra UE, Italia e Tunisia al paese africano, 105 milioni da impiegare in controlli alle frontiere. Accoglienza, la linea di Zaia e quell'idea di Piantedosi, ma sotto la fotonotizia è nella tragedia del Redentore che si schianta contro la bricola, questo ragazzo di 28 anni del Cavallino, e illese le 2 amiche che erano con lui e sono state sbalzate dalla barca. Lui purtroppo è stato sfortunato e ha sbattuto contro purtroppo questi ne parleremo anche dopo di queste bricole che stanno. Sbaglia il sentiero e precipita, corsa in montagna, stroncato. Sono 2 le situazioni, nord-est 2 morti in quota di Mestre e di Roma le vittime. E dal fumo ai giochi, il Galateo in spiaggia, le regole di come bisogna comportarsi. Il Corriere della Sera, perché sapete che il lunedì non esce il Corriere del Veneto. Giustizia, lo stop di Meloni, facciamo una cosa veloce, diamo un'occhiata proprio alla settimana dei 40 gradi, come difendersi dal caldo record. Migranti, firmato il memorandum tra UE e Tunisia, e la musica e il film, l'amore, con successi e scandali, li vediamo qui nella fotonotizia in bianco e nero. L'addio a Jane Birkin, icona di stile e seduzione. E poi sotto anche Alcaraz è il nuovo re di Wimbledon, che ha battuto Djokovic in finale. È tutto. No, aspettate un attimo, perché ci sono anche le notizie plus e andiamo a vedere la pagina intera. Morto trevigiano Monsignor Luigi Bettazzi, Zaia, grande figlio di questa terra, lo ha detto il presidente della regione. Fitch Ratings conferma l'alta affidabilità finanziaria della regione Veneto, una foto di Calzavara, vedete. E passeggiata da Collong e musica e Santo Stefano, domenica di bellezza a Segusino. Il San Pietro di Feletta è andato a fuoco, l'impianto fotovoltaico sul tetto di una casa. Altre che le vedete sono comunque tutte qui le notizie, potete scorrere la pagina quando volete. Il barchino urta una bricola, giovane sbalzato in acqua e muore, la notizia che è questa mattina su tutti i giornali. È tutto per Padova.